Il secondo cartellone, quello del Carnevale, che segue la linea della destagionalizzazione, delocalizzazione e spostamento dei flussi nello spazio e nel tempo, sono le strategie che la Regione sta cercando di perseguire con forza per far sì che la Sardegna diventi sempre più e venga percepita come una regione turistica in tutti i mesi dell'anno. 37 le domande presentate, 1 milione di euro a disposizione che copre fino a 100.000 euro e fino al 50% del costo complessivo per far sì che gli eventi più tradizionali, quelli dei carnevali arcaici del Nuorese, piuttosto che le giostre equestri dell'Oristanese, ma anche i carnevali più moderni, ma che si sono ormai radicati nella tradizione, come quello di Tempio o di Marrubiu, sono elementi che possono fungere da attrattori nel periodo, nel mese forse più difficile per il turismo in Sardegna, che è il mese di febbraio. Agli eventi del cartellone del Carnevale quest'anno si aggiunge la novità, dopo 15 anni, del ritorno del Giro ciclistico della Sardegna, che impegnerà proprio gli ultimi giorni di febbraio con un grande evento che coinvolge oltre i 500 tra atleti e tecnici e che accenderà i riflettori degli sportivi di tutto il mondo su un grande evento, oltre ad una diretta RAI di 90 minuti per 5 giorni su Rai 2. Il cartellone del Carnevale avrà quest'anno anche una importante parte relativa alla comunicazione, con un bellissimo spot realizzato in 2 versioni dal regista Mario Gio Marassi, che andrà essenzialmente sui social, oltre che sugli aeroporti e sui siti web. Un accordo particolare è stato realizzato con Vola Gratis e Last Minute, che promuoveranno assieme al Carnevale in Sardegna anche dei pacchetti di volo e di hotel o di strutture ricettive extraalberghiere, proprio per poter partecipare ai nostri carnevali.